Eccoci insieme, come sempre cominciamo con lo SPI CGIL, con noi in studio Massimo Cestaro, segretario dello SPI regionale, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Per parlare di una novità molto importante, molto interessante secondo me, e quindi vi invito al termine della trasmissione, così potete anche seguirci, oppure fatelo contestualmente se avete il cellulare connesso con internet, ad entrare in questo portale pensionati.it, che è interattivo e quindi veramente ci perderete la testa e non ci ascolterete perché è coinvolgente, perché è il nuovo portale operativo dei pensionati italiani e delle famiglie, che dà delle risposte a quelle che sono le principali problematiche che affrontiamo tutti quanti noi, quindi non necessariamente solo per chi è pensionato, è vero segretario, ma è una cosa che riguarda tutti, anche magari chi è il nonno, il genitore che ha dei problemi e quant'altro, perché poi ci sono associazioni consumatori, si parla di tasse, di chi, quando andare in pensione, tante belle cosette. Assolutamente sì, nel senso questo portale nelle nostre intenzioni è un portale che si offre ai cittadini, insomma, quindi le materie che si trovano qua indicate e che hanno delle risposte, poi magari vediamo anche come, sono le pensioni, sanità, casa, consumi, tariffe, truffe, abbonamenti, canone, insomma tutta una serie di aspetti che riguardano i cittadini, compresa l'alimentazione, insomma, ecco, consigli per l'alimentazione. Ecco. Allora, questo è un portale che entrandoci dentro a pensionati.it già si possono trovare delle risposte dei quesiti che ognuno di noi può avere in mente, e sono quesiti scritti. Cioè, che ne so, uno vuole sapere come funziona la pensione quota 103, digita o cerca sulla pensione quota 103 e trova quali sono i requisiti per accedere a quella pensione, qual è il trattamento economico che gli spetta, eccetera. Poi però ci possono essere domande che non trovano risposte, diciamo, nella parte graficamente scritta. E qui interviene questo lavoro che ha fatto la nostra struttura nazionale dei ragazzi molto bravi, che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale, cioè hanno costruito un algoritmo, insomma adesso come dice va di moda, che riesce a interpretare le domande che vengono digitate sul sito e produrre delle risposte su tutta questa diciamo, serie di temi. Ora, la cosa è interessante perché avrà anche nel tempo un suo sviluppo, ma già adesso diciamo, le prime interrogazioni che sono state fatte già danno delle risposte interessanti. Perché è stato utilizzato questo strumento, è stata utilizzata l'intelligenza artificiale? Perché questo sito, questo portale sta lì da parecchi anni e le risposte sono quelle che tradizionalmente uno trova quando col proprio computer entra in un sito, cerca delle risposte e a volte le ha, a volte meno. Allora abbiamo deciso, cioè il sindacato dei pensionati nazionale ha deciso di fare una grande campagna di informazione e di comunicazione per dire non solamente ai pensionati ma ai cittadini: guardate che c'è un portale che si chiama pensionati.it che è in grado di dare alcune risposte. Ora, nel momento in cui lanci un messaggio così ampio, così forte all'intera popolazione, e poi devi avere anche, come si dice, la capacità di rispondere alle domande che vengono rivolte. Da qui appunto la costruzione di questo impianto tecnologico, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale, che consente di dare risposte a milioni di domande che vengono avanzate anche, diciamo, contestualmente nello stesso periodo, nella stessa giornata. Quindi da qui la difficoltà. Se avessimo dovuto immaginare delle risposte da persone fisiche, avremmo dovuto mettere in campo migliaia
operatori sì, perché viene da pensare l'obiezione che poteva, così vi toglie in certo qual modo anche un ruolo, no? Perché tutte queste domande le vai a fare allo sportello dello SPI, sì. Però è vero anche che, che lì lo sportello dello SPI restano sempre valide le sussistenze, le presenze, perché vanno ad analizzare la situazione particolare. Sto pensando ai diritti inespressi, uno dice io ho preso tot soldi, cioè è una situazione particolarissima e voi aiutate a risolverla. In questo caso qua sono domande di caratura generale o consigli o tematiche che prima è bene sapere che cosa si deve fare e poi eventualmente andare. Certo, nel senso che questo è uno strumento che integra le attività che fanno i nostri operatori sul territorio, perché intanto è importante che il cittadino, il pensionato sappia più o meno quali sono i suoi diritti. Ma poi molto spesso ha bisogno di parlare con una persona fisica, cioè con uno dei nostri operatori, perché magari c'è da fare una pratica presso l'INPS, bisogna fare un chiarimento su un determinato aspetto, per cui il rapporto diretto con l'operatore, con i nostri operatori, con i nostri volontari è assolutamente diventa importantissimo. Importante. No, anche perché lo dico perché non vorremmo, anzi vorremmo proprio evitare di finire in quella strane macchine per cui non c'hai più nessun umano che ti risponde da nessuna parte. Ecco, era là che volevo dire. Perché e poi ti dice digita 1, digita 2, digita 3, digita 4 e spesso impazzisci, insomma, nel senso questo è uno strumento fatto per i cittadini, fatto perché possa essere facilmente fruibile, ma non sostituirà mai l'impegno e le consulenze che fanno i nostri volontari sui territori. Compile il modulo di richiesta online per porre domande più specifiche al team di esperti dello SPI-CGIL nazionale, e questa è una cosa anche molto importante. Ma prima, se vediamo la slide precedente, faceva riferimento a un'intelligenza artificiale che interviene con una domanda: ciao, sono l'assistente personale digitale di pensionati TT, come posso aiutarti? E quella è una cosa molto interessante, perché tu hai subito una persona, cioè un'entità che comunque ti può supportare, no? Assolutamente sì, ripeto, è uno strumento che serve a fare informazione, quindi a sapere che tu hai un diritto, oppure un consiglio, oppure sapere come ti devi orientare. Poi se tu gli dici beh, ma fammi capire qual è il punto di riferimento più vicino a casa mia dove posso recarmi eccetera, e questo ti dice vai in via Giuseppe Garibaldi 11 che trovi uno sportello dello SPI. Questo naturalmente se non è sufficiente la risposta che hai avuto. Ripeto, è uno strumento che integra la preziosissima attività dei nostri volontari sul territorio. Naturalmente poi ci sono tutta una serie di aspetti, ecco, nel senso uno cerca, diciamo, andiamo verso il caldo, anzi siamo già dentro, voglio sapere qualche consiglio sull'alimentazione, ho 70 anni, qual è l'alimentazione migliore che posso avere considerando che abbiamo 40 gradi all'ombra, e trovi dei consigli in questo senso. Poi se uno ha i problemi va dal medico, insomma, ecco, nel senso che... Infatti, le tematiche, grosso modo alcune delle tematiche, però poi entrando nel sito è più rapido, più interattivo, qui cerchiamo di fotografare la situazione. Canone RAI, chi è esente e cosa deve fare? Ci sono categorie esenti, bisogna sempre ricordarlo, ma cosa fare se non si è inseriti, quindi ci sono i consigli. E poi per esempio il servizio di continuità assistenziale, no? Che uno pensa che sia il medico di medicina generale e invece poi entrando si scopre che non è così come si può pensare. Certo, non solo, ma poi diciamo sono tutti quanti questi temi che se vogliamo uno dei nostri appuntamenti successivi possiamo anche approfondirli, ma per esempio questo maghi, santoni e cartomanti è, diciamo, un titolo per dire occhio, perché ci sono delle truffe in corso che proprio in questi giorni ne hanno sgominate le comunicazioni che ti arrivano sul telefono. Insomma, a me è arrivata un messaggio perfetto di una banca che dice attenzione, guarda che stanno entrando sul tuo conto corrente, chiamaci subito. Purtroppo non era la mia banca, insomma, ecco, nel senso che però uno magari è correntista di quella banca, entra nel sito e finisce che poi ti entrano dentro il conto corrente per davvero. Cioè è una serie di consigli, di orientamenti, di indicazioni che noi mettiamo a disposizione dei
cittadini. Chiaramente la priorità di questo portale sono le pensioni, insomma, ecco, nel senso che si chiama pensionati.it. Tanto è vero che se uno può fare le domande più frequenti sono anche proprio in ambito pensionistico, esatto, tra l'altro. Per cui questa ma è una cosa... come diceva lei appunto all'inizio, anche i parenti dei pensionati, perché sì. Abbiamo fatto tra noi qualche approfondimento proprio in questa trasmissione su quelli che sono i diritti inespressi, e a volte capita che i parenti, figli, mariti o mogli o vedove o vedovi non sanno di poter avere dei diritti, e spesso si rivolgono al sindacato dei pensionati magari per altre ragioni e poi scoprono che avanzano. E poi il nostro diligente volontario dice: ma tu questa cosa qua ce l'hai o non ce l'hai, ma che cos'è? Facciamo una ricerca e scopri che l'INPS ti deve dare un certo trattamento economico. E quindi recuperi un bel po' di soldini, che non è male. E a volte si recuperano, abbiamo anche dei casi limite, insomma adesso non so se... Però non abbiamo neanche più il tempo di raccontare. Che ha recuperato anche 100.000 euro, insomma, ecco, però siamo anche sui 30.000, sui 5.000, 7.000, 10.000, quindi insomma stiamo parlando sono soldini di arretrati e poi degli adeguamenti dei trattamenti pensionistici. Quindi diciamo uno strumento che integra il lavoro preziosissimo che fanno i nostri volontari sui territori. Massimo Cestaro, grazie mille. Quindi ricordiamo ai telespettatori, guardate il pensionati.it, poi rivolgetevi comunque a tutte le sedi, che c'è anche la slide terminale di tutte le sedi del territorio dello SPCGL che sono sempre presenti, dove potrete andare anche a cercare, eccole qua, a risolvere le proprie questioni personali, individuali. Tanto basta andare col codice fiscale e lì si apre un mondo, perché hanno i terminali che sono connessi e possono aprirvi la vostra situazione e chiarirla ben bene. Allora, grazie di questo aggiornamento, invito tutti quanti a curiosare e sperimentare con le domande, perché è veramente molto efficiente, l'ho provato anch'io, estremamente veloce. Buon lavoro. Grazie. Massimo Cestaro. A voi cari telespettatori lascio alla pubblicità rapidissima e poi torniamo insieme.